Io sono una normalissima ragazza di 23 anni, sono un'italiana di seconda generazione e ho avuto questo amore per le forze dell'ordine. Ho iniziato a fare qualche concorso come tanti altri giovani e ho passato questo qua di San Donà e sono molto felice, molto grata. È la prima vigilessa musulmana inserita nel corpo della polizia locale di San Donà di Piave. Neza Etturi, da stamane con i colleghi, adibita al controllo del centro urbano. Le donne sono un terzo circa dell'organico del personale e stiamo cercando di incrementarlo attraverso i concorsi. Ho la fortuna che la nostra amministrazione crede nella polizia locale. Neza, orgoglio di casa, ma anche per le giovani donne musulmane che, come lei, intendono seguire la strada tracciata dalla vocazione e dagli studi intrapresi. Sì, ecco, la mia religione mi permette di fare questo di lavoro e quindi non c'è nessun vincolo o nessuna cosa che non posso fare, quindi lo faccio con fierezza. Un esempio per gli altri italiani di seconda generazione e anche per i giovani che hanno voglia di lavorare.